se non c'è qua idealmente, arriverà fra poco. Siamo contenti e ringraziano il Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia, Pino Musolino, per aver voluto questi stati generali che venissero in qualche modo firmati da Venezia, riconoscendo, cercando anche di far riconoscere a tutti la centralità che Venezia può avere nell'Alto Adriatico. Il clima di collaborazione che da quando io sono sindaco ho cercato assolutamente di portare in tutte le vicende, devo dire, non risolte da decenni ormai si può dire in questa città, mi fanno sempre ben auspicare, ben vedere, cioè io resto sempre ottimista. Oggi il tema è una cabina di regia per il Nord Adriatico, quindi entriamo volendo entrare nello specifico della riunione. Dove c'è una firma, allora io comincio subito col dire che io ai coordinamenti, alle alleanze, alle amicizie credo sempre, perché penso sia una cosa positiva ed è giusto che l'Italia cominci a coordinarsi, che è un passo significativo, positivo nella direzione giusta. È evidente che probabilmente ancora su questa verrà firmato dai rappresentanti dei porti delle tre regioni, Friuli Venezia Giulia, Trieste, Ravenna e Venezia, e dei tre presidenti delle regioni, con la ministro chiaramente Venezia. Qui il tema si fa un po' riferimento all'accordo che si è fatto nel nord-ovest. Nel nord-ovest però ricordo che il Piemonte e la Lombardia non hanno porti. Qui è una cosa, ma questo è un po' diversa evidentemente. Noi abbiamo un servizio invece di tre porti molto funzionali e molto attivi. Io credo che se vogliamo fare un'ulteriore analisi molto serena e molto tranquilla, è che il porto di Venezia, e in particolare parliamo di Porto Marghera, è all'interno della città. Cioè il porto in una città normale di tutto il mondo ha una sua entrata per le navi, una sua uscita abbastanza separata dalla vita della città, direttamente in mare. Qui il porto è integrato con la vita della città. Cioè la città vive attorno al porto, è una anche delle grandi ricchezze tutte le aree di retroporto che altri porti non hanno a disposizione. Ognuno è giusto che metta in evidenza i propri vantaggi, noi ovviamente raccontiamo i nostri. Allora cosa succede? Salutando positivamente questo ennesimo tavolo che si fa in Italia, eccetera, eccetera, noi dobbiamo ricordare che in questo testo, io mi sono letto il testo, ho avuto la cortesia del Ministro tramite il Presidente dell'Autorità Portuale di farmelo leggere, io l'ho letto, per cui non ci ho messo una virgola, perché i meriti vanno tutti lasciati al Ministro che ha fatto la regia di questa cosa. Diciamo che immagino, essendo un primo passo, che poi si potrà migliorare, magari col prossimo governo, adesso non so, perché qui evidentemente mancano alcune cose importanti. Manca la parola Mose, cioè non c'è citato il Mose. Il Mose è un'opera che lo Stato, secondo me in maniera intelligente, ha pensato di costruire a Venezia. Erano altri tempi, altre logiche, eccetera, ma noi abbiamo il dovere di farlo funzionare. Non è citato un progetto importante che negli ultimi 10 anni ci ha fatto discutere, ragionare, eccetera, che è il progetto per far arrivare le grandi navi oceaniche a Venezia, che è prima chiamato progetto offshore, poi in qualche modo ragionato se è possibile farlo vicino alla bocca di porto di Malamocco, all'esterno, dove c'è comunque una conca già fatta, che sono del Mose, per cui noi l'abbiamo chiamato mini offshore per capirci, perché sarà quello che ci serve per poi poter utilizzare le aree di ex Silvia, che sono le aree di Porto Marghera, dove si sono già spesi importanti cifre per banchinare, per poter poggiare i container sopra queste banchine. Abbiamo costantemente vigilato come città, sia Comune di Venezia, Città di Venezia, sia Città Metropolitana di Venezia, che quell'area centrale di Porto Marghera restasse dedicata al porto, perché si erano così, magari anche in maniera assolutamente erronea, sentite delle voci che si volevano mettere navi da crociera al centro di Porto Marghera. Ecco, chiaramente a me i capelli mi cominciano a diventare bianchi, mi calano anche se poi vedo queste cose. Allora noi immaginiamo che questa l'abbiamo scongiurata. Però sul tema delle navi da crociera c'è soltanto un tiepidissimo riferimento lontanissimo. Io mi auguro che il Ministro questa volta, mancano 3 mesi alla fine del governo, prenda la decisione, perché continuiamo a perdere 250.000 croceristi e continuiamo a dire che i cittadini di Venezia hanno votato per non perdere neanche un posto di lavoro. Per cui insomma la mancanza della città metropolitana in questo testo è evidente, l'unica città metropolitana della regione. Parliamo di Venezia poi. E dobbiamo dire che il presidente cinese e il governo cinese, non cinese qualsiasi, il governo cinese ha pensato a una via della seta, se a qualcuno è arrivata la notizia. Qui no, non c'è la via della seta.
La Via della Seta, i documenti ufficiali della Cina, parlano di Venezia e Rotterdam come porti di riferimento. È chiaro che il nome di Venezia, e su questo vi rendo garante di questa disponibilità del Comune e della città metropolitana, è assolutamente a disposizione di tutto il sistema nord adriatico. Assolutamente, ma è il brand Venezia che va sviluppato. I cinesi sono venuti qua, stanno venendo qua vuol dire non solo qua, intendo per Porto Marghera, che è il centro evidente di questo passaggio. E poi su questo, e finisco con due altri suggerimenti, qualcuno li trasferirà al ministro se non arriva più tardi, c'è Presidente, avremo tempo a parlarne sicuramente, perché sono documenti che poi spero siano migliorati. Qui non è citato, per esempio, soltanto in maniera un po' leggera, il collegamento ferroviario a sud di Porto Marghera che deve arrivare sulla bretella. Per noi diventa fondamentale, ma non per noi città, ma anche per noi porto, perché dobbiamo dividere i traffici merci dai traffici passeggeri, che evidentemente sono importantissimi. Altro tema che secondo me, e finisco, è assolutamente importante e mi spiace che non ci sia, oltre alla presenza della città metropolitana di Venezia, che io rivendico nelle strategie, per cui non è che qualcuno mi può rispondere, ma siamo già nella nuova autorità portuale, perché lì siamo in una fase esecutoria, qui siamo in una fase di decisione di strategia generale. Non può non esserci la città metropolitana di Venezia, per cui io dico ai cittadini, alle imprese, ai lavoratori di Venezia, difenderò a caro prezzo la storia di Venezia. Senza il porto Venezia non ha una storia. Marghera, oggi quest'anno è il centenario di Marghera, noi lo dobbiamo mobilitare ricordandoci che Marghera sarà centrale nello sviluppo economico di questa regione. Lo è stato e lo sarà. Finisco col dire che qui manca il Brennero e manca la Slovenia e la Croazia, manca Fiume e manca il porto sloveno. Se vogliamo fare il coordinamento, un accenno nella prossima revisione, quando lo lavoreremo prossimamente, dobbiamo immaginare che il vero coordinamento sarà di tutto l'Alto Adriatico, dando delle specialità, ragionando su quali sono i servizi, coinvolgendo soprattutto le imprese portuali, gli operatori dei porti, la città e i cittadini che ci vivono. Per cui saluto, non è che abbiamo tanta fretta, saluto, io devo finire perché credo sia importante, sono venuto qua per questo, non sono venuto qua a benedire qualcosa di già fatto, sono venuto qua a dire che è un segnale importante, ma siccome sono tante decisioni che la città sta